La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Macerata sul Piave è un comune di circa 9.300 abitanti situato a una dozzina di chilometri a nord-est del capoluogo Treviso, bagnato dal fiume Piave. L'evento storico che ha contraddistinto maggiormente la comunità maseradese è stato sicuramente il primo conflitto mondiale, le cui fasi salienti e conclusive hanno visto la nuova linea del fronte attestarsi sulla riva destra del fiume Piave. In ricordo del primo conflitto bellico, Macerata sul Piave vanta oggi un museo della Grande Guerra, un monumento ai caduti sito davanti al municipio, 2 monumenti nelle rispettive frazioni e un'area monumentale in località Salettuol, ove è stato eretto anche un obelisco in ricordo dei caduti britannici. Da visitare a Macerata la chiesa di San Giorgio, che custodisce affreschi dei pittori veneziani Fabio e Giambattista Canal. La chiesa di Santa Maria Assunta a Varago, che ospita una pala dell'Assunta attribuita al pittore Paolo Cagliari, detto il Veronese, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Candelù e poi l'oratorio dedicato alla Madonna delle Vittorie, fatto erigere nel 1721 dal diplomatico veneziano Carlo Ruzzini, poi diventato doge della Repubblica di Venezia, che a Macerata aveva la sua villa di campagna e che all'oratorio donò anche un'icona raffigurante la Vergine con il bambino, copia dell'originale conservato nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Il 9 luglio 1722 la Vergine sarebbe apparsa ad una bambina di Macerata proprio davanti all'oratorio. Prodotti tipici del territorio sono l'asparago e il vino, in particolare il raboso Piave. A Macerata sul Piave non mancano le bellezze verdi. Oltre naturalmente a tutta l'area rivierasca del fiume Piave, ecco l'area a Parco del Parabae e l'oasi del Codibugnolo. Quasi 80 ettari di natura e verde, un vasto biotipo, un ambiente unico con grandissime potenzialità naturalistiche e ricreative. In tema di mobilità lenta, da segnalare la ciclabile La Piave ed altri percorsi di collegamento tra il capoluogo e le frazioni.